Allora, vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi il furto perpetrato alla gioielleria Biscontin, siamo in pieno centro a Pordenone. Bene, la Polizia di Stato ci ha messo del proprio come sempre, ha identificato non soltanto i responsabili, assicurandoli alla giustizia, ma anche recuperato il bottino. Operazione lampo della polizia di Pordenone dopo il furto aggravato di giovedì scorso alla gioielleria Biscontin di Corso Vittorio Emanuele. Dopo l'arresto in flagranza di reato del 22enne convalidato dal GIP, la questura ha stretto le manette ai polsi ad un 18enne italiano residente a Pordenone, denunciato in stato di libertà un cittadino armeno di 19 anni per favoreggiamento reale, anch'egli residente nella città sulle rive del Noncello. Grazie ad un'importante attività investigativa ed anche alla conoscenza capillare del territorio, la polizia è riuscita ad identificare anche il complice che si era dileguato con una delle due confezioni contenenti parte dei gioielli asportati. I poliziotti hanno proceduto infatti a controllare l'auto del cittadino armeno recuperando parte della refurtiva. Nel frattempo, attraverso la visione dei filmati, delle immagini di videosorveglianza e delle svariate testimonianze raccolte, un altro cittadino italiano residente a Cordenons è stato portato in questura quale sospetto complice dell'attività delittuosa. Nelle ore successive, seguendo le preziose indicazioni del dottor Marco Brusegan, gli accertamenti focalizzati sui due giovani condotti in questura hanno permesso di accertare la partecipazione del 18enne pordenonese al furto aggravato e di appurare che lo stesso, preoccupato dalla pressione esercitata dalla polizia, aveva consegnato al giovane armeno i preziosi proventi del reato al fine di occultarli e sottrarsi alla cattura. Il ragazzo è finito in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. La refurtiva, integralmente recuperata, è stata sequestrata e pronta ad essere restituita all'avente diritto. Complimenti quindi agli agenti della questura di Pordenone, ricordiamo guidati dal questore Buso. Parliamo di questura, parliamo di polizia, lo facciamo con Raffaele Padrone, vice segretario nazionale della UGL FSP Polizia di Stato. Ben ritrovato, dottor Padrone. Allora, complimenti ai ragazzi, complimenti appunto per quanto riguarda le investigazioni che hanno portato poi a questo risultato, ma Pordenone si sta riscoprendo nuovamente una città insicura, 3 furti anche piuttosto importanti nel giro di appena 20 giorni. Cosa sta succedendo? Ma soprattutto mancano veramente uomini? Ma ben ritrovati. Io direi di sì, che gli uomini mancano, sono in arrivo. Ripeto, non sono quelli che salveranno la situazione della questura di Pordenone, perché abbiamo detto che ne arrivano 15, ma già in questi ultimi giorni ne stanno andando via un'altra decina, quindi non sono questi che potranno colmare questo vuoto che abbiamo, questa grossa lacuna, 114 già in questi 10 anni. Ecco, quindi a chi piacciono i numeri questa è la situazione. Il problema è che Pordenone non è neanche più abitata solo da pordenonesi. Abbiamo visto in questo caso, guardate un po' la nazionalità di chi ha commesso questi reati e guardate un po', fate voi i conti, lascio a voi questo pensiero. Il problema è che questi controlli servono, quindi quando io dico che la polizia poi serve effettivamente per i controlli sul territorio, serve perché tutte le cose che noi abbiamo potuto vedere, i servizi, altri servizi su altri gravi atti criminosi, abbiamo notato che la risoluzione è stata quella grazie al controllo di polizia. Possiamo ricordare anche l'episodio di Sesto San Giovanni dell'anno scorso, dove abbiamo catturato e ucciso, la polizia è intervenuta per un semplice controllo, quindi nessun studio internazionale, ma un semplice controllo ha portato poi al conflitto a fuoco con dei colleghi della volante di Sesto San Giovanni. E lì c'era un grandissimo terrorista. Grazie alla preparazione, alla professionalità dei colleghi, abbiamo lasciato per terra un terrorista. Era scappato da Berlino, vi ricordate l'episodio. Quindi i controlli sono importantissimi. Quando io lamento questo, lamento per i controlli. Altre cose però, Padrone, visto l'operazione portata avanti sempre dalla polizia tra Latina e Roma,
È emersa una verità scottante, che purtroppo il terrorismo è presente anche in Italia e non si parla soltanto di lupi solitari. C'è da preoccuparsi? Ma io direi che c'è da preoccuparsi, perché se continuiamo a dire su tutte le cose, guardate, non solo sulla sicurezza, ma io batto sulla sicurezza chiaramente, cioè queste persone sono arrivate in Italia, ma non sono arrivate mercoledì o sabato, sono qua ormai da anni, questo è il problema. Quante persone sono entrate in Italia? Di queste persone che arrivano da fuori, quante persone sono arrivate? E quindi nel corso degli anni queste persone si sono integrate nella loro maniera e hanno le loro cellule sicuramente. Io credo che il territorio italiano sia un territorio un po' neutrale, ma perché può servire da transito senza toccare particolari punti sulla politica, ma può servire da transito. Quindi forse siamo un po' guardati, perché se volessero, secondo me, le cellule esistono e i dati di fatti lo dice lo stesso capo della polizia, lo dice lo stesso ministro, di accentuare i controlli. Saltare diversi punti Sì, secondo me sì. sensibili, Quindi voglio dire, non siamo succeda, intervenuti, quanti episodi, quante operazioni in questi ultimi giorni abbiamo visto messe in opera dalle forze dell'ordine che hanno portato agli arresti ed espulsioni di questi signorini. Quindi voglio dire che l'operazione, l'attività c'è. Il problema è, adesso vediamo, come dicevo la scorsa volta, vediamo di quagliare immediatamente un buon governo che dia spazio e dia frutti anche alla polizia, alle forze dell'ordine e soprattutto alla sicurezza. Ecco, non dimentichiamo questo perché è importante secondo me in questo momento storico la sicurezza, che non sia chiaramente lasciato ai programmi elettorali. So che voleva fare anche un augurio speciale. Eh sì, quello di buona Pasqua a tutti, questo è l'importante, buona Pasqua a tutti e alle famiglie più bisognose un augurio veramente di forza e coraggio, andiamo avanti. Tanti auguri anche al Grazie a nostro voi. opinionista in sicurezza Raffaele Padrone, sindacalista, soprattutto a tutti gli uomini non soltanto della polizia ma di tutte le forze armate che vegliano quotidianamente su di noi. Ci vediamo la settimana prossima, grazie a Raffaele Padrone. Delitto di Rolle, rimane in carcere il presunto omicida dopo il respingimento dell'istanza di scarcerazione presentata dalla difesa.